Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda le breaking news di friulitv.net. Apriamo subito con ultim'ora da Cordovado, dove l'ingegnere friulano di 55 anni, che da oltre 50 ore era asserragliato nella propria abitazione, ha consegnato ai carabinieri le armi che deteneva al termine di un lungo negoziato. I militari dell'Arma sono entrati all'interno dell'appartamento a colloquio con lui. In corso gli ultimi accertamenti, mentre l'uomo è stato preso in consegna dai sanitari per gli accertamenti medici. Per quanto riguarda gli ingressi di migranti attraverso la rotta balcanica, noi abbiamo necessità di un forte intervento europeo. Stiamo parlando di un transito attraverso due paesi dell'Unione Europea, Slovenia e Croazia, e degli accordi necessari con tutti gli altri paesi extra-Unione che sono però protagonisti nella rotta balcanica. Se non c'è una mobilitazione politica dell'Europa, penso che sarà una battaglia non che l'Italia ma che l'Europa perde. Lo ha ribadito questa mattina il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste, sottolineando l'oggettiva difficoltà che sta vivendo la regione. Si sono concluse con esito positivo le ricerche di un anziano iniziate nella tarda serata di ieri a Gradisca di Sonzo. L'uomo, un 74enne della zona, non aveva fatto rientro a casa dopo la sua consueta passeggiata mattutina. La moglie, preoccupata del mancato rientro del marito, ha allertato i carabinieri che dopo alcune verifiche hanno fatto partire il dispositivo di ricerca e soccorso. Le operazioni iniziate nella serata sono proseguite per tutta la notte e sono terminate con il ritrovamento dell'uomo in stato confusionale ma in apparenti buone condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno allestito un campo base presso il parcheggio della chiesa di San Valeriano, dove è stato posizionato il furgone dell'unità comando locale che ha coordinato le operazioni delle squadre. Oltre ai vigili del fuoco in campo, le squadre ordinarie, quelle del soccorso fluviali e alluvionali, le squadre cinofile, e nella mattinata è stato fatto intervenire anche l'elicottero direttamente dal reparto volo di Venezia. Oltre ai vigili del fuoco hanno contribuito alle operazioni di ricerca, carabinieri e volontari della protezione civile. Una volta ritrovato è stato preso in consegna dal personale sanitario per i controlli del caso. Grazie per la visione e l'ascolto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti